nel 2021 siamo tornati quasi a livello pre-pandemia. Il traffico pesante lo ha anche superato, quello che era nel 2019, il traffico normale è sotto il 10%. Dobbiamo tenere presente peraltro che la stagione turistica 2021 è iniziata più tardi, verso la fine di giugno, mentre quest'anno all'inizio di giugno era già nel pieno della propria attività, quindi i dati del 2022 saranno sicuramente superiori. Nel 2021 dunque il traffico pesante sulla Venezia-Trieste è stato superiore al 2019 e gli incidenti hanno causato 21 morti. Secondo l'ultimo studio della Fondazione Think Tank Nord-Est, che ha analizzato i dati AISCAT, l'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori, appena pubblicati, nel complesso le arterie autostradali del Nord-Est nel corso del 2021 hanno registrato percorrenze di veicoli pesanti per 5.338 milioni di chilometri. Per quanto riguarda il traffico totale, invece, il valore complessivo è pari a 16.394 milioni di chilometri, l'11,9% in meno del 2019. In questo quadro generale, la A4 Venezia-Trieste mostra un recupero notevole delle percorrenze rispetto al periodo pre-pandemia, con il traffico pesante già oltre i livelli del 2019. A questo aumento di traffico, però, corrisponde anche il triste primato degli incidenti mortali, con numeri superiori rispetto a quello delle altre autostrade del nord-est. E anche nel 2022 il numero di vittime è elevato, soprattutto nel tratto maledetto tra San Donà di Piave e Porto Gruaro, l'unico rimasto a 2 sole corsie per senso di marcia. Questo ci dice e ci fa urlare ancora con più forza sulla necessità di accelerare la procedura per realizzare la terza corsia e anche il casello di Bibione. E a questo proposito abbiamo proposto anche al Presidente Federica, che è il commissario speciale per l'autostrada, di richiedere al governo la possibilità di utilizzare quella formula che hanno utilizzato per il ponte di Genova, ovvero sia 3 turni di lavoro ininterrotta per poter riuscire in tempi brevi a completare l'opera.